Signore e signori, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo sulla ciclabile di Vittorio Veneto e oggi ripercorreremo una traccia che abbiamo fatto l'anno scorso e tra un attimo vi spiego perché la ripercorreremo. Intanto puntiamo a Serravalle. Comunque sono praticamente le 3 ed è già bello verso la Golden Hour qua. Ed oggi altra giornata spaventosamente azzurra, pulita, fresca e un pochettino invernale. Devo dire che anche oggi è un po' frizzantina come ieri alla partenza. Ci siamo anche un pochettino bardati di più. Mi ha messo il piumino dentro nello zaino perché stasera quando scenderemo farà un pochettino fresco. Molto bene, a Serravalle siamo arrivati e adesso si sale su per di là. L'anno scorso, in sostanza, in questo periodo qui, abbiamo percorso questa traccia che praticamente ci ha portati su alla posa. La cosa brutta che mi è rimasta proprio qui, mi sono mangiato le mani di non aver filmato il tutto perché è stata una giornata veramente incredibile. E perché lungo tutto il percorso abbiamo trovato una barca di castagne che abbiamo preso, portato a casa, cucinato e mangiato alla sera. È stata veramente una giornata pazzesca, il tempo era perfetto, un po' come oggi. Speriamo di avere la stessa botta di culo di trovare anche oggi le castagne, perché sarebbe veramente... speriamo bene. Il menu di oggi comprende una cinquantina di chilometri con un 1200 metri scarsi di dislivello, ma il motivo principale per cui vorremmo rifare questa cosa qui non sono i chilometri o il dislivello. Quello che vogliamo provare a fare oggi è cercare di fare quella buona alla seconda per questo ricordo qui e cercare di ricrearlo. Vediamo come andrà. Io spero bene, spero di trovare almeno un paio di castagne da poter mangiare questa sera. Adesso stiamo risalendo questa parte qui per arrivare a Revine, che è un po' scassata, però guarda che razza di atmosfera col sole che scende. Raga, che bello. Questo è uno dei tratti più belli che ci sono in questo punto di Revine. Che bello sta ora. Oh, che bello passare per Revine, eh? È bello. Adesso speriamo di avere anche la botta di culo di arrivare su con un bel tramonto e sarebbe veramente il top. Qualche castagna però, eh? Speriamo di beccare le castagne, sì. Fame. Tu hai sempre fame. Ovvio. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Come disse qualcuno. Piano piano. L'altra volta il portage, sto giro facciamo un po' di nuoto. A posto siamo.
Da qui in poi, dalla casa degli alpini, comincia il nostro bel trattino di salita. Quindi abbiamo 900 metri di dislivello su 10 km per arrivare in cima alla posa. Vai Leo, ultima preghiera, ultima Madonna vista e adesso si sale. Il mio compare elettronico qua mi dà già un 20 scarso per cento, 17-18% di salita. La colonna sonora di questa salita sarà il fiato faticoso che butteremo fuori. Ad ogni modo, come potete vedere, siamo già entrati nel tratto a zig-zag e da qua in poi teoricamente dovrebbero esserci un bel po' di castagni. Sto buttando l'occhio a destra e a sinistra per vedere se riesco a scorgere qualche riccio pieno, ma al momento li vedo tutti quanti abbastanza vuoti, in realtà anche abbastanza pochi. Speriamo che qualche capriolo sia passato prima. Foglie sotto le ruote, sassolini che scricchiolano. Avete presente quei suoni che vi fanno dormire bene? Tipo, non so, lavastoviglie. Questo è uguale. Che bello questo giro comunque. Ve lo consiglio davvero. Da fare con qualsiasi mezzo, che sia bici, a piedi, bici elettrica, a cavallo, in slittino, se vi è neve scendendo, perché no? Raga, io sono alquanto speranzoso di poter trovare un po' di castagne, ma altrettanto realista da dire che probabilmente sto giro ci gusteremo solamente il percorso e le castagne un'altra volta. Però speriamo bene, speriamo veramente bene. Ne ho trovata una. Ne ho trovata una. Leo è la prima castagna del giro, forse l'unica. Speriamo sia buona invece. Sì, beh, cazzo, cioè. Bene, allora apri, via, andiamo avanti. Dopo facciamo una bella castagnata con questa castagna. Una e ce la dividiamo in 3. Perfetto. Basta. Tipo ristoranti gourmet, no? Uguale. Ehi, tu cosa ci fai lì tutta sola? Vieni qui con me. Raga, adesso io sono un po' in modalità falco, sono lì che guardo a destra e a sinistra a cercare dove sono dei ricci vuoti pieni, ma è difficile. È tanto difficile. E a parte 3 castagne non riesco a trovarne altre. Leo ne ha trovato un'altra. Dai, ne manca solo una. Devo fare una testa dopo. Raga, alla fine abbiamo optato, visto che il sole sta cominciando a scendere un po' troppo velocemente, di dare forfait a questa ricerca di castagne e puntare quantomeno a beccarci un bel tramonto. Quindi è meglio che alziamo un po' il ritmo, perché comincia un attimino ad abbassarsi la temperatura. Guardate che bello, ancora arancione, bello. Scherzo mica qua con la salita, sto qua metteva 12-15%, 18 in 50 metri neanche, è rosso lì, comincia a essere un po' buietto.
spettacolo da dietro. Bellissimo. Ma che fatto? Questo qui non si vede mai l'ultimo strappetto ed è alquanto dritto, cazzo. Però beccatevi tutte le lucine della città. Che spettacolo. Raga, finalmente dopo quasi 28 km siamo su. È un po' andante il tramonto, però è bellissimo. Però è bellissimo così. Che bello raga. Mamma mia. L'abbiamo fatta, Leo. Spettacolare. Andiamo fino al capitello lassù. Col cazzo. L'abbiamo fatta, raga. Siamo su. Mamma mia. Adesso fa un po' freschetto comunque. Dai Leo. Boh raga, ci siamo guardati un pochettino e niente, adesso si scende. Raga, dopo questa bella discesina noi siamo arrivati giù a Vittorio. Adesso andiamo a berci qualcosa di caldo perché fa veramente freschetto qui. Mamma mia che gelo scendere, raga. Bellissimo comunque. Niente, spero vi sia piaciuto questo video. Non c'era un chissà che di tramonto, lo so, ma purtroppo siamo partiti forse troppo tardi. Fate i bravi. Ci vediamo nel prossimo video.